C'è un nuovo invasore, tra virgolette, che minaccia la pesca nel delta del Po, il granchio blu, che sta proliferando in maniera incontrollata e divorando tutto quello che trova, le cozze, le vongole, anche le reti dei pescatori, come vedrete tra poco. Insomma, le eccellenze della sacca di Scardovari in Polesine. Una specie aliena che devasta l'ecosistema locale, un fenomeno già visto in agricoltura con la cimice asiatica, ora la minaccia arriva dal mare. Si chiama granchio blu, un crostaceo originario dell'America, sta invadendo le nostre coste, proliferando in maniera incontrollata, con danni ingenti. I pescatori lanciano l'allarme. Mi sta rovinando cosa? Anche le vongole, le cozze. Cioè, mangia tutto e oltretutto rovina anche... Questo qua è un danno che ha fatto lui? Sì, caro, abbiamo sganato tutti. Tutta il magna. Mangia tutto, le reti dei pescatori, ma soprattutto è ghiotto di cozze, vongole, ostriche. Alla sacca del Canarina a Porto Tolle sarebbe sparito l'80% del prodotto prima che i pescatori potessero raccoglierlo, in fumo tutto il lavoro. Il granchio dalle chele blu riesce infatti a spezzare il guscio delle vongole e a mangiarle. Per il 40% si nutre proprio di molluschi bivalvi. La sua recente espansione massiccia ha messo i pescatori davanti al problema ambientale ed economico. In settimana il personale del servizio veterinario dell'ULSS 5 ha fatto un sopralluogo, ma è stata mobilitata anche la regione. Crea più problemi la pesca costiera e in laguna, insomma. Ce ne sono tantissimi. Sì? Addirittura fanno la pesca anche le granchie blu. Con le gabbie in ferro, perché sennò mangiano tutto. Una specie senza predatori nell'habitat della laguna veneta, estremamente resistente, di grandi dimensioni. La larghezza del suo guscio può superare i 23 centimetri. Da pericolo dei mari però può diventare una risorsa in cucina, da invasore a prelibatezza. Le sue carni sono apprezzate tanto da riscontrare un elevato valore commerciale. Una delle soluzioni per contrastarne l'espansione è dunque quella di pescarlo e mangiarlo, in modo da ristabilire l'equilibrio della biodiversità. L'Alleanza delle Cooperative Pesca ha chiesto al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di inserirlo tra le specie ittiche di interesse commerciale. La commercializzazione su ampia scala potrebbe rivelarsi l'unica arma utile a limitare i danni e anzi a farlo diventare una fonte di reddito, dando vita ad una vera e propria filiera, come già accade in altre parti del mondo.